Siamo nella parte alta di Parco Giardino Sigurtà. Alle mie spalle abbiamo la costa che scende verso il paesaggio e lungo questo pendio un albero di mandorlo. In questa stagione le prime piante a fiorire sono proprio le piante da frutto e qui al parco troviamo parecchi esemplari di mandorlo. Il mandorlo è una pianta rustica, è una pianta molto longeva, ha una corteccia molto rugosa e direttamente sui rami sbocciano questi piccoli fiori profumatissimi che indicano e che raccontano dell'arrivo della primavera. Il mandorlo qui nel parco cresce in alberi singoli, cresce soprattutto nei boschi e ci racconta dell'arrivo di una primavera che speriamo sia bellissima e nella simbologia dei fiori rappresenta la speranza, proprio perché è uno dei primi alberi a fiorire, ma anche la brevità delle cose perché i suoi fiori passano velocissimi. La bellezza di questo fiore racconta proprio la bellezza di un amore della mitologia greca. I greci erano proprio specialisti in questi amori passionali e soprattutto di trasformazione. Racconta la storia di Acamante, figlio di Teseo, che andando in guerra si fermò in Tracia e incontrò una bellissima principessa, la principessa Filide, della quale ovviamente si innamorò perdutamente. Poi ripartì per la guerra di Troia. Troia cadde e Filide pensò che insieme a questa città fosse ovviamente andato perduto anche il suo amore e Acamante fosse morto e quindi dalla disperazione morì anch'essa. La dea Atena, per compassione, la trasformò in un mandorlo. Quando Acamante scoprì dell'accaduto, considerando che Acamante era vivo e vegeto, cercò la pianta, la trovò e abbracciò questo mandorlo in maniera così stretta e passionale che il mandorlo, per ricambiare, cominciò a far sbocciare direttamente sul ramo dei fiori bellissimi. E ogni primavera questo miracolo di questo amore impossibile viene riproposto con la fioritura di questo bellissimo fiore di mandorlo. Quando si dice la natura vince su tutto, qui siamo vicini ad una pianta potata di erba della pampa, di Cortaderia argentea, con i suoi pennacchi che svettano durante l'autunno. Ma in primissima primavera fa capolino un pesco. Un pesco, ebbene sì, ce l'abbiamo anche noi e ovviamente si nota, ha dei fiori molto simili ai fiori del prunus, sono molto delicati, in questo periodo si vedono tantissimo nei campi adiacenti al parco, tanto che sembrano quasi continuare il giardino all'infinito e noi abbiamo una pianta che quando però la Cortaderia argentea si alza scompare inglobata in essa. E chissà come ci è finito qui un pesco? Chi lo sa? La natura ha mille risorse.